ci sono alcune questioni rispetto alle quali un po' di verità in quest'Aula va riportata. Le cito così per titoli e per poi invece arrivare alle questioni più rilevanti sul piano politico. La prima è: non è vero che il governo fa questo accordo con la Regione del Veneto perché la Regione del Veneto è veloce ed efficiente o più efficiente delle regioni del Sud. Il governo fa questo accordo con tutte le regioni, sia con quelle che si autodefiniscano efficienti, sia con quelle che probabilmente efficienti non lo sono. Quindi questi soldi arrivano in quota parte a tutti. La differenza è che mentre quando la Meloni è andata a sottoscrivere questo accordo nelle altre regioni è stato raccontato per quello che è, in questa regione, complice la narrazione antistorica che viene spesso fatta, l'avete venduto come grande zaia che porti 600 milioni in più. Non è così, primo. Secondo, guardate che non è vero che è grazie alla Regione del Veneto che arrivano più soldi dalla Comunità Europea nella programmazione che abbiamo appena inaugurato. Perché, consigliere Soranzo, arriva il doppio delle risorse perché il bilancio dell'Unione ratificato 2 anni fa prevede il raddoppio delle risorse e di conseguenza noi che otteniamo fondi dobbiamo raddoppiare il cofinanziamento. Ma è perché l'Europa ci mette a disposizione più soldi, non perché noi scegliamo di raddoppiare. La lettura della realtà non può essere piegata ad una retorica che va oltre la verità oggettiva che tutti conoscono. E anche, consigliere Soranzo, questa storiella della riunione del CIPES dopo 40 minuti. Ma per me il CIPES poteva riunirsi anche ieri. Il punto è che lei sa meglio di me che nel momento in cui il CIPES dovesse fare la famosa delibera che noi attendiamo, ci vorranno mesi prima che quella delibera trovi corrispondenza in atti amministrativi e che questa variazione di bilancio non dura i 40 minuti, ma durerà almeno mesi, dopo che arriva con mesi di ritardo. Allora io voglio sapere, visto che lei è l'emissario in terra veneta del governo, dov'è la serietà di un governo che coinvolge le regioni in una nuova programmazione dei fondi di coesione e poi non è in grado di garantire nei tempi necessari le delibere utili? È un governo che prende in giro non solo i cittadini ma anche le istituzioni regionali. La Meloni ha fatto il giro di 17 regioni a fare la fenomena davanti alle telecamere che firmava gli accordi e poi non è stata capace di organizzare una riunione del CIPES nei tempi congrui per evitare alle regioni come il Veneto, perché tutte si trovano in questa situazione, di doversi inventare delle variazioni di bilancio per tamponare i danni di un governo incapace. Questa è la verità. E non sono 40 minuti, sono mesi di ritardo accumulato e mesi di ritardo che ancora arriveranno. Se no non saremmo qui a discutere di questa roba qua. Quindi quale problema ha sanato questa fantomatica riunione del CIPES? Non ha sanato nessun problema. Ed è abbastanza curioso che ogni volta che dai banchi delle opposizioni si sollevano alcune questioni di natura politica, si sottolinea che non si condividono alcune delle scelte politiche del governo. L'unica argomentazione che i consiglieri di Fratelli d'Italia sanno portare è ma allora quando c'eravate voi? Ma allora voi avete fatto peggio? Se vuole facciamo una gara, tra chi ha governato e governa meglio o peggio. Ma io mi chiedo quando vi renderete conto che al governo da oltre un anno ci siete voi, quando inizierete ad assumervi la responsabilità dei disastri che in un solo anno siete stati in grado di fare. Il punto non è cosa abbiamo fatto noi quando abbiamo governato, il punto è cosa state combinando voi oggi che governate. E sa, effettivamente è proprio così. Io non è che do un punto di vista, faccio una correlazione fantasiosa, io faccio il mio lavoro, e che è quello
di rappresentare il punto di vista delle opposizioni dentro questo Consiglio regionale. Si può fare? Ci dà fastidio che qualcuno che non la pensa come noi dica quello che si pensa? Allora, siccome ho provato a specificare alcune, secondo me, mistificazioni che sono state al centro del dibattito di oggi, torno invece alle questioni più politiche, che sono poi quelle più preoccupanti, perché queste sono, come dire, affermazioni facilmente smentibili studiando le carte e leggendo gli atti. Torno alle considerazioni più politiche, perché Assessore Calzavara, le sue dichiarazioni, le sue parole sono quelle che mi preoccupano, sia perché lei ha una responsabilità vera nel governo regionale, ma sia perché sono le affermazioni che raccontano di una modalità, di un intendimento, di un impianto politico di gestione di questa regione che sul serio non ci sentiamo di condividere. Io ho posto delle questioni serie, credo, almeno a nostro modo di vedere, e ho avuto delle risposte evasive. La prima questione è: qual è la modalità di gestione delle politiche del bilancio della Regione del Veneto? Qual è la modalità attraverso la quale noi pensiamo di essere in grado di rispondere ai bisogni della nostra Regione? Perché vede, lo dico all'assessore Calzavara, ma anche al consigliere Soranzo che parla di Corte dei Conti, perché vede, un bilancio può essere solido sul piano finanziario, come è il bilancio della Regione del Veneto, ma inefficace sul piano politico, ed è esattamente la condizione in cui noi ci troviamo. E poi quale efficienza? Quale efficacia? La Corte dei Conti si limita a dire che noi approviamo gli atti nei tempi dovuti e che non abbiamo disavanzi incontrollati. Ma quando la Corte dei Conti ha dovuto entrare nel merito della qualità della spesa, dei grandissimi punti di domanda sulla politica di bilancio regionale, li ha messi e come? Quelli non ce li ricordiamo? Non ci ricordiamo la relazione della Corte dei Conti sulla gestione della pedemontana? Non ci ricordiamo che la Corte dei Conti ha messo per iscritto, se la vada a vedere, visto che ha affermato consigliere Soranzo che la Corte dei Conti dice che il bilancio del Veneto è perfetta. In realtà lei ha parlato di un collegio dei revisori dei conti che non si sa bene di cosa Lasciamo sia. parlare la collega Camani. E allora andiamocela a leggere cosa dice la Corte dei Conti sul bilancio del Veneto rispetto alla pedemontana. La Corte dei Conti ci dice che è pericoloso per la tenuta del nostro bilancio non sapere quali saranno gli impegni finanziari del futuro. La Corte dei Conti ci invita, vedendo il nostro bilancio, a richiedere le penali previste dal contratto per la società che esegue l'opera e ha eseguito l'opera. Allora non si può andare a misurare l'interessamento degli organi di controllo quando ci dice che sono bravi, e fatalità, eravamo assenti il giorno che ci hanno ricordato che non eravamo bravi. Come non dimentichiamo il pronunciamento della Corte dei Conti rispetto alla tenuta del bilancio della Regione del Veneto sulla vicenda delle Olimpiadi. C'è una sentenza apposita della Corte dei Conti che ci chiede conto delle Olimpiadi e dell'impatto che avrà sul bilancio della Regione del Veneto. E quindi efficiente e efficace cosa il bilancio? Solo perché siamo i primi a presentare il giudizio di parifica? E ci accontenteremo di questo? Ma non è mai stato messo agli atti della Corte dei Conti che siamo una regione virtuosa. Semmai la Corte dei Conti ci dice che siamo una regione che non spende, tant'è che ogni volta ci richiama su questo, perché non avendo indebitamento non abbiamo le spese correnti ovviamente della rata del mutuo, ma neanche produciamo niente. La regola della finanza pubblica è la solidità dei conti: meno spendo, meno investo, più il mio bilancio è sicuro. Ovvio, se non devo cambiare la macchina, non devo comprare una casa nuova, che problemi ho? Buoni tutti a gestire così il bilancio della regione. E invece noi le abbiamo chiesto conto di questa modalità di gestione. Le abbiamo chiesto conto di come pensa di poter affrontare i prossimi anni complicati che avremo davanti con un bilancio così ingessato da queste politiche. La seconda questione fondamentale su cui le abbiamo chiesto è
ci dia gli elementi per poter valutare nel merito gli interventi che andremo a realizzare in questa regione con questi fantomatici 600 milioni che arrivano, che poi diventano 400 perché 137 li usiamo per ridurre il cofinanziamento regionale. E le abbiamo chiesto di valutare gli interventi per 3 necessità che dovrebbero essere di tutto il Consiglio regionale. Primo, vogliamo sapere dove andate a spendere i soldi, perché non lo sappiamo, non passa in questo Consiglio, non passa in Commissione. 2, perché vorremmo valutare l'insieme degli interventi che andate a finanziare e la loro coerenza con gli obiettivi che i fondi comunitari ci indicano, la coesione territoriale e la coesione sociale. Io non lo so il bacino di laminazione di non so dove che impatto abbia sulla coesione sociale e territoriale. Io non lo so che tipo di valutazione di impatto è stata fatta su questi interventi. Io non lo so sulla base di quale priorità abbiate scelto l'intervento X piuttosto che l'intervento Y, perché la mia impressione è che avete aperto il solito cassetto con i soliti interventi che non siete in grado di finanziare con le risorse regionali perché il bilancio è ingessato e i primi 10 che vi sono venuti in mano li avete usati per essere finanziati così. Terza profilo, perché uno degli obiettivi che l'accordo si pone e che non è mai stato citato da nessuno oggi, io voglio capire come sono incastrati questi interventi con gli interventi del PNRR, perché alla base degli accordi che il governo ha stipulato con le regioni c'era anche questo obiettivo, proprio per accelerare e migliorare la capacità di mettere a terra gli interventi dei fondi europei e dei fondi del PNRR. Ma come faccio a valutare la qualità di un intervento e di un accordo se non ho gli elementi sulla base dei quali esprimere questa valutazione? Mi posso io limitare a dire, beh, va bene perché mi arriva Ischei? Voi vi potete limitare a dire questo. Noi pensiamo, a maggior ragione in una fase storica di scarsità di risorse, che valutare quali sono le scelte sulla base delle quali quelle risorse sono realizzate, indirizzate e utilizzate è ciò su cui determina il nostro giudizio di merito. E anche su questo non abbiamo avuto risposta alcuna, grazie alla capogruppo Stanel che ci ha letto l'elenco delle opere che sui giornali sono state riportate. Ma io, e qua mi rivolgo al Presidente Ciambetti, ritengo inammissibile la spiegazione per cui prima aspettavamo la delibera del CIPES e poi saremmo venuti a raccontarvi i progetti dell'accordo. Perché ai giornali l'avete già raccontato. Ai giornali non avete aspettato la delibera del CIPES, le avete mandato i grafici e i numeri e i soldini e la conferenza stampa ve la siete fatta, ai giornali le cose gliele avete dette e qua no, e qua dopo, quando riterrete voi opportuno. E io non voglio che lei venga qua a comunicarci gli interventi, io vorrei sapere quando la Giunta verrà in questo Consiglio regionale per decidere insieme cosa fare. E invece noi ci ritroviamo anche questa volta, anche con dei fondi gestiti in una maniera nuova, ai giochi già fatti, perché noi siamo capaci e buoni solo per schiacciare i bottoni, perché le decisioni le prendete da altre parti. E se proprio siamo fortunati e se proprio insistiamo, alla fine di tutto ci vengono a comunicare decisioni già prese, perché questi interventi sono alla base dell'accordo e non possono essere modificate. Anzi, le dirò di più, Assessore Calzavara, se io fossi stato il Presidente della Regione del Veneto, il giorno prima di quella firma a Verona, sarei venuto in quest'Aula e avrei spiegato al Consiglio quali erano le mie intenzioni su quei 600 milioni, quali erano le mie priorità, quali interventi avrei voluto realizzare, perché un Presidente di Regione che ha rispetto per questo luogo così dovrebbe fare. Invece è sempre buono a fare le conferenze stampa, dai palazzetti, dal Vinitali, da Job Informa, ma qui non ci viene mai, apposta, perché non ha bisogno, perché vi va sempre bene quello che decidono da altre parti. E onestamente, Assessore Calzavara, la motivazione per cui lei dice non ve lo vengo a dire cosa vogliamo fare perché voi siete il partito del no,
è un'affermazione offensiva per la sua intelligenza prima di tutto, perché dai banchi delle opposizioni, almeno in questo Consiglio regionale, non ha mai avuto dei no ideologici, ma ha sempre avuto dei no motivati su alcune opere assurde che come Regione del Veneto avete avuto intenzione di intraprendere o avete intenzione di intraprendere. Se noi diciamo no alla diga del Vanoi, non lo diciamo perché siamo il partito del no, lo diciamo perché valutiamo che quell'opera è impattante sul piano ambientale in maniera eccessiva per quei territori. Ma anche lì non l'abbiamo discussa in questo Consiglio regionale, l'avete decisa da altre parti, andando a parlare con il governo, sopra la testa, a proposito di rispetto dei territori, delle amministrazioni locali, per fare un esempio, Assessore Calzavara. Quindi questa, banalizzazione del partito del no non aiuta la nostra discussione, il nostro ruolo. Terzo tema che ho posto e a cui nessuno ha voluto e potuto rispondere, e cioè, ma qual è la capacità reale che la Regione del Veneto ha in questi tempi complicati di rispondere alle necessità? L'abbiamo detto tante volte oggi, l'Europa, le istituzioni comunitarie sono fondamentali per offrire ai Paesi membri e ai territori le risorse necessarie per alcuni specifici interventi, in questo caso in conto capitale, in moltissimi altri casi spesi in conto corrente. Ma se non ci fossero quelle risorse lì, noi cosa faremmo? Con la capacità che la regione più ricca e più produttiva d'Italia ha di produrre risorse, in realtà, senza i 3 miliardi dell'Unione Europea, cosa faremmo noi in questa regione? Cosa saremmo in grado di fare? E con le risorse poche che abbiamo, in che modo rendiamo o contribuiamo a rendere la Regione del Veneto eccellente e performante? Qual è la scelta strategica che ci consente di poter dire davvero di essere eccellenti rispetto agli altri? Io non lo so, diceva il consigliere Valdegamberi, se siamo davvero riusciti a fare bene senza aumentare le tasse. Io vedo però dove non facciamo bene e non siamo in grado di fare bene. I giornali in questi giorni sono pieni della notizia, non nuova purtroppo, della carenza dei medici di medicina generale, oltre 600 zone carenti. Il gruppo del Partito Democratico denuncia questa carenza da almeno 2 anni. E ce l'avete spiegato voi. Aumentiamo i numeri delle borse nelle scuole di specializzazione, consentiamo anche agli specializzandi di iniziare a fare la professione anche prima di ottenere la specializzazione, aumentiamo il numero degli assistiti a cui si può arrivare. Eppure il risultato è sempre lo stesso e il numero delle zone carenti continua ad essere enorme. Ma a questa questione come rispondiamo? Vi è mai passato per la testa, ad esempio, essendo la scuola di formazione per i medici di medicina generale di competenza regionale, di aumentare l'importo di quelle borse di formazione? Ci è mai venuto in mente? Scommettiamo che così qualche medico in più che decide di percorrere quella carriera lo troviamo? Vi è mai venuto in mente di investire risorse sui gruppi di medicina integrata? E magari qualche medico in più lo troviamo? No! E perché non vi viene in mente? Non penso di essere io così un'unica intelligente ad avere queste idee. Non vi viene in mente perché non ci avete i soldi per farlo. E quindi 600 zone carenti anche quest'anno. Quando siamo una delle regioni con le liste d'attesa più lunghe, quando le persone devono aspettare mesi per una prestazione, a parte dire che i medici di base prescrivono visite inutili, ma vi siete mai chiesti cosa possiamo fare davvero per ridurre queste liste d'attesa? Perché in altre regioni lo fanno. E le poche cose che abbiamo messo in campo lo abbiamo fatto grazie a risorse straordinarie messe dal governo per questo obiettivo. Perché di risorse regionali per questa cosa non ne abbiamo. E senza soldi non si riducono le liste d'attesa.
Abbiamo detto tante volte quanto in questa regione stia esplodendo e sia già esplosa l'emergenza abitativa. 30 milioni in meno del Fondo Nazionale Antimorosità a proposito di scelte scellerate del governo Meloni. 30 milioni in meno che la Regione del Veneto, che aveva dallo Stato, ha potuto dare ai sindaci per affrontare il dramma delle famiglie che non riescono a pagare l'affitto. Non è che le abbiamo coperte in altro modo, quelle risorse. Semplicemente le persone che non riescono a pagare l'affitto si trovano in mezzo a una strada. Anche volendo, quelle risorse non avremmo potuto coprirle, perché non avete i soldi. E poi le borse di studio, l'ha detto Elena Ostanel, c'è un nostro ordine del giorno e su questo poi torneremo. È da anni che vi spieghiamo che le borse di studio vanno pagate agli studenti incapienti e meritevoli. Noi non vi stiamo chiedendo le borse di studio come un sussidio a pioggia. Noi vi stiamo chiedendo di rendere effettivo il diritto sancito dalla Costituzione, che prevede che tutte le persone italiane hanno diritto ad avere le stesse opportunità di accedere ai livelli più alti di istruzione. E invece voi, non pagando le borse di studio, state costruendo una regione iniqua, ingiusta, fondata sulla più ingiusta delle ingiustizie, il censo. Gli eccellenti, si diceva. Chi ha i soldi in questa regione studia, chi non ce li ha non studia. È questa la regione eccellente, veloce, virtuosa e performante che state realizzando in un bilancio senza soldi. E gli anni scorsi, questo problema delle borse di studio era una trattativa che insieme a alcuni colleghi, anche di maggioranza, e l'assessore Calzavara provavamo a tirare fino a fine anno. E in qualche modo quel milione, quei 2, quei 3 milioni che mancavano arrivavano e riuscivamo a pagare le borse di studio. Ma se io non investo in questo comparto, la distanza tra ciò che mi serve e ciò che ho si allarga, e glielo diciamo da anni. E infatti oggi arriviamo con la seconda graduatoria pubblicata in queste settimane per l'anno accademico 2023-2024 a 4.750 studenti idonei non beneficiari. E sapete a cosa corrispondono 4.750 studenti idonei non beneficiari? A 22 milioni di euro. A 22 milioni di euro, malgrado il Fondo Nazionale per il sostegno alle borse di studio negli ultimi 10 anni, a proposito di cosa ha fatto chi era al governo negli anni precedenti, è raddoppiato, passando dai 162 milioni del 2012 ai 308 del 2024, malgrado il governo abbia messo 500 milioni in più in 2 anni, grazie ai fondi europei del PNRR, malgrado tutto questo, i pochi milioni che ci mancavano negli anni scorsi e che abbiamo rocambolescamente recuperato anche da stanziamenti straordinari nazionali, quest'anno sono 22 milioni che mancano. 4.750 studenti. Io mi chiedo, davvero, consigliere Valdegamberi, anche senza l'addizionale abbiamo fatto proprio tutto bene? Ma proprio tutto? Glielo deve spiegare a quei 4.750 studenti che non riceveranno la borsa di studio, pur avendone diritto. E sa come mai ne hanno diritto? Gliel'avete detto voi. Perché è la Regione, insieme alle università, che stabilisce i criteri di accesso alle borse di studio. Quindi io mi chiedo, ad esempio, le necessità del mondo del sociale, che livello di priorità hanno nelle vostre valutazioni. Perché ad esempio c'è una cosa curiosa di questi 600 milioni,
e degli interventi che voi proponete, perché di questi 600 milioni soltanto 3 milioni vengono impiegate per obiettivi di tipo sociale. 3 su 600, perché il resto sono vasche di laminazione, interventi di riqualificazione, 3 su 600. Quest'idea per cui il bisogno sia una condizione individuale di sfiga che non è coerente con la narrazione del Veneto eccellente che vi piace tanto, e non è la polvere che nascondete sotto il tappeto, sono le persone che hanno bisogno che pensate, che pretendete di nascondere sotto il tappeto, e non funziona, non può funzionare così. Ecco perché questa è una manovra di bilancio che dentro ha una necessità oggettiva, e cioè quella di tamponare all'inefficienza del governo, nasconde tutti i limiti della politica di bilancio di anni e anni di questa regione. E anche su questo, Assessore, io non lo so se lei mi inserisce tra la pletora di quelli, come ha detto lei, che hanno doti di preveggenza rispetto alla pedemontana. Spero di no. Ma che io abbia o non abbia doti di preveggenza è un dettaglio. Mi preoccupa il fatto che la preveggenza non ce l'abbia lei. Dovrebbe essere lei che viene in quest'Aula e mi spiega: stia tranquilla, nei prossimi anni è questo l'andazzo del... Lei sta ammettendo da mesi, per non dire da anni, che non avete minimamente idea dei flussi di traffico. Ma non è accettabile un atteggiamento del genere, perché se io devo guardare il piano finanziario che avete sottoposto qualche anno fa al Consiglio regionale, i conti ce li ho chiari e so quanto ci costerà la pedemontana, cioè tanto. Se però lei mi dice che ha degli elementi per pensare che quel piano finanziario possa essere riletto in chiave migliorativa, me le deve dire sti sentimenti di ottimismo, su cosa si fondano. Io non accetto, per la responsabilità che un assessore al bilancio di una regione importante come il Veneto ha nella gestione delle risorse dei cittadini, che mi dica: vedremo, faremo i conti tra un po'. Ma è un suo dovere, come dire, offrire gli elementi a questo Consiglio regionale per sapere insieme a lei dove andremo a finire. Perché non vorrei che quel buco lì abbia un ulteriore o determini un ulteriore colpo a quei bisogni sociali che nel bilancio di oggi oggettivamente non possono essere soddisfatti e non possono trovare soddisfazione. Ecco, sono queste le preoccupazioni che noi abbiamo, che ripetiamo in occasione del bilancio di previsione, che ripetiamo in occasione delle variazioni di bilancio, che ripetiamo in sede di assestamento. Non ci accontentiamo più delle briciole, non siamo più disponibili ad aspettare di vedere cosa riusciremo a risparmiare a luglio con l'assestamento o a ottobre con la variazione. Qui ci sono delle necessità che meritano delle risposte. La consigliera Luisetto ci ricordava prima il passaggio degli ATS. Voi avete chiesto a tutti i comuni del Veneto di riorganizzare da capo a piedi i loro servizi sociali e non ci avete messo di fatto una lira e non avete dato loro gli strumenti per poter procedere a questa riorganizzazione. Io non penso che sia il modo giusto per consentire davvero alla nostra regione di poter tornare a fare quello che riesce meglio, correre. Ma come si fa a correre con una palla al piede che è rappresentata dall'incapacità della giunta regionale di rispondere ai bisogni? Le nostre imprese, i nostri lavoratori, i nostri ragazzi, i nostri studenti stanno competendo con gli altri territori con le mani legate dietro la schiena, e le mani gliele legano i vincoli di bilancio che voi avete deciso di imporre alla nostra regione. Ecco, noi non possiamo non come dire, criticare questo impianto, e vorremmo che vi assumeste la responsabilità del crinale lungo il quale avete fatto correre questa regione e che oggi si trova davanti a un bivio: o si cambia radicalmente
oppure davvero rischiamo di non essere in grado di affrontare le emergenze sociali che da qua ai prossimi anni avranno sicuramente una fase di recrudescenza. Per tutte queste ragioni abbiamo delle perplessità su questa manovra di bilancio, che peraltro, proprio per le modalità con cui si realizza, andando a recuperare risorse, grattando il fondo del barile, l'ho già detto prima e non ci torno, dimostra in maniera plastica, se mai ce ne fosse stato bisogno, dell'incapacità di avere un minimo di agibilità di bilancio per poter intervenire. Io non lo so come si possa fare l'assessore al bilancio senza avere una lira. Mi pare un mestiere complicato, assessore Calzavara, anche forse non abbastanza generoso rispetto al suo impegno. Noi invece vorremmo una regione capace di essere in prima fila nelle emergenze che si aprono, nei bisogni sociali che crescono, nelle opportunità che potremmo percorrere. Con questo schema di bilancio tutto questo ci è precluso.